male conduce, con Roberto Colombo in regia, che nel bene e nel male registra, e Marco Bordonaro ospite silente di questo studio. Ricorda un po' Gennaro e Luis delle fortunate edizioni di Mai Dire Gol, se ve li ricordate, i due ospiti che non parlavano e che venivano però presentati all'inizio della puntata. Quindi presentiamolo, Marco Bordonaro presente con noi. Ecco, sentite il suo assordante silenzio. Ma vabbè, se tu non hai voglia di festeggiare la ricorrenza della battaglia di Legnano a Radio Padania Libera, la festeggiamo noi anche senza di te, caro Bordonaro. È inutile che fai quella faccia da tapiro che esce dalla tana e scopre che non è ancora primavera, nel senso, ci vuole un po' di tempo, ci vuole una buona musica per svegliarti e farti uscire da questo tuo torpore pomeridiano. Vediamo se ci riusciamo con l'Equipe 84. Apro gli occhi e ti penso. Caldo pomeriggio. Oh, ragazzi, un terribile incidente in A8. Come c'è quel una giorno. coda della Madonna, e Pinti me lo fa pesare. Ma sai perché c'è stato questo terribile incidente? Spero senza vittime. Spero anch'io, 2 ambulanze però. Speriamo non ci siano, altro che quelle 2 ambulanze, come quel giorno, quel 29 maggio 1176. E lì di ambulanze non c'erano perché non esistevano. Questa è la storia che hai letto tu, che leggi la storia, quella ufficiale, naftalina paludata. Io invece, tu vedi gli aerei da caccia. Io sono andato negli archivi, esatto. E adesso vi leggeremo la vera storia del 29 maggio 1176, come è andata davvero, ricostruita finalmente la battaglia di Legnano per quella che è stata davvero. Allora, prima di tutto era un sabato pomeriggio e i milanesi erano scesi tutti in massa dal passante ferroviario alla stazione di Legnano. Poco distante avevano organizzato un motoraduno che ospitava i centauri di Lodi, che avevano la Honda. Già allora, nel 1170, era una produzione innovativa per Lodi. 300 venivano da Novara e Vercelli in Vespa, 2 giorni tra le risaie, vabbè, questa è un'altra storia. 200 da Piacenza sulla Ducati, ed erano lì, tutti a Legnano. Pare ci fosse anche l'inaugurazione di un sushi bar, per questo i milanesi erano stati invogliati a recarsi da quelle parti. Un sabato pomeriggio come tutti gli altri, a cui poi si aggiunsero, a tutte queste persone, le milizie da Brescia, Verona e da tutta la Marca, perché allora non c'era Lombardia, c'era la Marca. Vuoi commentare qualcosa? Io non era neanche a Legnano, in verità. Se vuoi beccarti una bella querela. Adesso arriviamo. Ma è tutto vero, io non ho paura della verità.
Comunque erano arrivate le milizie in autostop da Brescia a Verona, erano in ritardo perché si erano fermate con la scusa dell'ultimo spritz prima della battaglia. È andata davvero così, non mi guardare con quella faccia così incredula. Mentre questo è il campo, diciamo, della Lega Lombarda, che si forma lì tra magliette bagnate e birre al motoraduno di Legnano nel 1176. Dall'altra parte, non molto distante, a Cairate, l'imperatore Federico aveva messo il suo campo, avevano fatto questo rave party per tutta la notte nel monastero di Cairate, da cui le infestazioni spettrali che ancora oggi conosciamo da quelle parti, e avevano partecipato 1000 pancabestia tedeschi, 2000 capelloni dell'Austria e una sedicente band ungherese che si unì poi alla battaglia, e ancora di più ne stavano venendo attraverso le valli, tanto che i lombardi non ci credevano. L'imperatore era dalle parti di Cairate, mica perché era lì che doveva conquistare chissà che cosa, no, doveva andare a Pavia l'imperatore perché c'era una conferenza di Romano Prodi sull'euro. Già allora era già una idea che era preconizzata, era già vivo Romano Prodi, era già vivo e insegnava già l'esatto sventure, però i milanesi con tutte le loro moto truccate, immagina questo baccano incredibile, gli arrivano incontro tra Borsano e Busto Arsizio, e lì inizia una battaglia gigantesca che contagia tutta l'area circostante fino al multisala di Cerro Maggiore, che c'era già, con tutti gli spettatori che escono, danno fuoco al mais e lì nasce per la prima volta il popcorn. Ma questa è un'altra storia. Ma il mais arriva con Colombo. Ma queste sono le cose che insegna la scuola italiana. Vedi che tu sei imbevuto di questo nozionismo, no? In realtà ormai le onde sono fatte in Giappone. E perché non potevano arrivare in Lombardia nel 1176? Non lo sai? Allora i giapponesi probabilmente non c'erano e trafficavano onda. Dedita alla comunque allevamento di pesce non rompiamo la tensione. C'è lo scontro tra Borsano e Busto Arsizio. A casa sono tutti lì che attendono di sapere come va a finire. C'è un particolare inedito, perché gli imperiali di Barbarossa hanno espugnato il carcere di Bollate nel frattempo, e si unirono a loro una schiera di mammelucchi che già allora erano lì prima di ogni svuotacarceri, e iniziarono questo rito della danza del ventre, che nasce appunto nel carcere di Bollate quel giorno del 1176. Ma è un'altra cosa, tu vedo che lo stai mimando, ma solo per me, è uno spettacolo solo per me. I Lombardi, sto denudando il radio. I Lombardi dal canto loro erano al casello di Lainate, hanno, diciamo così, convinto tutti i casellanti. Allora c'erano ancora i casellanti, non c'era il Telepass, non c'era la Via Card, erano tutti casellanti, li hanno convinti a stare dalla loro, e così hanno deviato tutto il traffico di carrozze della 8 che già c'era sui nemici. Quindi lì immaginati il casino che succede, questi pancabestia, questi tedeschi coi sandali e i calzini che vengono inondati dal traffico della 8 del sabato pomeriggio direzione Milano. Quindi un disastro totale, che si sente il clacson, si sentono in tutta Europa, e in quel momento c'è la defezione dei comaschi, perché i comaschi, dobbiamo ricordare, stavano dalla parte dell'imperatore, e in quell'esatto momento se ne vanno verso Como e scappano una volta per sempre. Come finisce questa battaglia? Beh, la battaglia finisce con dopo una giornata di lotte, arriva il carroccio che risolve la partita. Praticamente il carroccio che tu hai studiato, che cos'è il carroccio? Il carroccio era... Aspetta che... il carroccio era un carro trainato da buoi. Ma no, era un trattore con le cose di lamiera sopra, che avevano fatto in un capannone a Brescia. Trattore New Holland. Bravo! Allora vedi che la sai la storia. Arriva questo carroccio gigantesco, i tedeschi scappano finché non arrivano sul Ticino. Lì la bella giornata, un po' hanno corso, un po' sono stanchi tutti, fanno una festa della birra che conclude in amicizia quella che poi verrà ricordata come battaglia di Legnano, che si vinse a tavolino, perché Federico Barbarossa, noto, diciamo, etilista, ma si può dire, ormai sono passati tanti anni, no? Aveva questo problema dell'etilismo, firma nottetempo una liberatoria con la complicità del Papa, in cui lui cede tutti i diritti di immagine dell'impero ai suoi personali, oltre che gli sponsor che aveva Federico Barbarossa, per fare un tour in Terra Santa, dove purtroppo non gli porterà molto bene, perché lì iniziano altri guai ancora peggiori per Federico Barbarossa. Arrivato, sbarca in Turchia. Appena scende all'aeroporto, l'Italia gli ha perso tutti i bagagli, a lui e alla sua truppa. Dopodiché vengono ovviamente pelati da tutti i venditori di souvenir della zona,
E poi incominciano le defezioni, perché quella crociata lì erano lui, Riccardo Cuordileone e Filippo Augusto. Riccardo Cuordileone, vabbè, si sloga una caviglia e torna a casa. Filippo Augusto dice che c'ha un neo purulento che in un'ottantina d'anni mi muore, e anche lui dice ma me ne vado, e alla fine finisce che rimane da solo il Barbarossa. E come va a finire la vita del Barbarossa? Affoga. Affoga, ma tu non sai perché affoga. Di indigestione, come Alessandro? No, in realtà lui è preso da un'amnesia, fa un bagnetto e immediatamente in mezzo al fiume in Turchia si dimentica di come si nuota. È che l'acqua dente solo. Un'amnesia fulminante che lo fa annegare così, ed è così che lo vogliamo ricordare, un po' come il santo protettore di tutti quei sessantenni che per far vedere che hanno ancora il fisico vanno a fare il bagno nei torrenti ghiacciati e rischiano la congestione e l'annegamento. Si dice addirittura che nelle scuole della Turingia c'è questa leggenda che se tu ti metti di notte davanti allo specchio con dei crauti in testa e canti al contrario Stille Nacht 3 volte, allo specchio ti appare il rosso viso barbuto di Federico Barbarossa. Cioè il mio. Cioè il tuo. E con il delirio di oggi abbiamo fatto adesso il GR, ma poi rimanete con noi perché avremo delle cose molto importanti da farvi sentire.